Onorevole Gentile, in qualità di deputato regionale e coordinatore provinciale di FLI, quali sono le sue reazioni dopo il risultato delle imminenti amministrative? Per quanto riguarda Futuro e Libertà sono molto soddisfatto del risultato perché il nostro è un partito giovane, un partito che è nato nel febbraio del 2011, ma già siamo con una ottima percentuale, siamo all'8% su Agrigento, 8% a Sciacca, il 7% a Raffadali e il 20% primo partito ad Aragona, quindi questo è un risultato a mio avviso di Futuro e Libertà molto importante. Certamente il partito si sta radicando in tutta la provincia, abbiamo preso diversi consiglieri comunali, quindi sono molto soddisfatto. Pennica Zambuto al ballottaggio ad Agrigento, quali sono le sue opinioni? Diciamo che stiamo facendo una riflessione attenta dopo il risultato elettorale e credo che bisogna fare una scelta e la faremo nell'arco di pochissimo tempo, 24 ore, 48 ore con la coalizione. Certamente noi vogliamo mettere un programma, vediamo quale dei due candidati è disposto ad accettare il nostro programma. Certamente bisogna dare una svolta a questa nostra città. Noi avevamo scelto un candidato sindaco che a nostro avviso poteva cambiare la città, dobbiamo necessariamente fare una scelta giusta per risollevare dal punto di vista economico questa città che sta soffrendo tantissimo. E sulla candidatura di Mariella Lobello si ritiene comunque soddisfatto del risultato raggiunto? Il risultato raggiunto certamente no, ma è una candidatura nata solo 40 giorni fa e quindi ancora la gente non è riuscita a conoscere bene Mariella Lobello. Io credo che è stato questo il problema. Molti altri due candidati erano conosciutissimi in città anche perché avevano iniziato la campagna elettorale molto tempo prima e quindi credo che la città non ha potuto conoscere realmente le potenzialità della nostra candidata. Si parlava già di un apparentamento tra Mariella Lobello e Pennica, sono veritiere queste voci? No, non credo che c'è ancora un discorso che stiamo cercando di fare come coalizione, compreso Mariella Lobello, faremo delle valutazioni attente, ma saranno delle valutazioni che certamente devono dare alla città la possibilità di cambiamento.